in collaborazione con Oggi siamo a Mandriole di Ravenna e siamo qua per raccontarvi di un progetto che vede insieme allevatori di vacche da latte e apicoltori per costruire un futuro sostenibile e ricco di biodiversità. Come sta andando la campagna vendemmiale? Ne parliamo in questa puntata, abbiamo fatto il punto con agronomi e tecnici, ci sono diverse sfumature in questa annata caratterizzata dal maltempo ma caratterizzata anche da piogge e soprattutto anche da una grandinata e più grandinate che a macchia di leopardo hanno in parte compromesso i volumi, non certo però la qualità. Poi siamo venuti qui a San Donato Milanese per Demo Green, manifestazione dedicata a macchine e attrezzature per il verde, la manutenzione hobbistica e professionistica con una caratteristica: macchine in campo. Tante volte abbiamo parlato di zootecnia sostenibile, ma mai lo avevamo fatto guardando questo mondo con gli occhi delle api. Oggi lo facciamo grazie ad un progetto che vede insieme Granarolo e Conapi, ovvero la più grande cooperativa lattiera d'Italia e la più grande cooperativa di apicoltori d'Europa, che insieme hanno condiviso un disciplinare per favorire la salute di api e impollinatori negli allevamenti. Un'esperienza unica che ha come obiettivo quello di collocare le arnie nelle aziende dei soci allevatori di gran latte. A oggi sono 50 le stalle che hanno aderito in 7 regioni italiane, 17 quelle nelle quali le arnie ci sono già, per un totale di 305 alveari di circa 18.550.000 api. E noi oggi, per parlare di questo progetto, siamo a Mandriole di Ravenna, ospiti della cooperativa Agrisfera, dove le api, le arnie già ci sono e dove in un open day aperto al pubblico questo progetto è stato presentato. Giorgio Baracani, presidente del Conapi. Allora, in che cosa consiste questo protocollo, questo disciplinare che avete steso insieme, voi di Conapi e Granarolo? Ma è un disciplinare che elenca una serie di buone azioni di sensibilizzazione verso il mondo delle api e verso il mondo degli impollinatori, per creare sensibilità e conoscenza nei cittadini nei confronti di quelle che sono le sentinelle della biodiversità. Ecco perché poi questo è una ricaduta importante, cioè voi ovviamente controllando gli alveari, vedendo lo stato di salute delle api, vi rendete conto se qualcosa non va, quindi è anche un indicatore importante su questo fronte. Assolutamente, le api sono definite le sentinelle dell'ambiente perché sono costantemente monitorate da noi apicoltori. Noi nel periodo di stagione, la stagione per noi è la primavera, l'estate, l'autunno, settimanalmente o massimo ogni 2 settimane siamo sugli alveari e se ci sono delle anomalie vengono rilevate prontamente. A oggi le stalle socie Gran Latte che hanno aderito a questo progetto sono già una cinquantina, in 17 di queste stalle proprio ci sono già le arnie. Isaia Pudo, direttore generale Gran Latte, che significato ha per un allevatore Gran Latte ospitare le arnie in azienda? Innanzitutto questo è un progetto molto importante e lo stiamo inaugurando oggi presso Agrisfera, che è un socio della Romagna che conferisce il latte a Gran Latte, il latte biologico. Abbiamo avviato questo percorso, è diciamo così, una parte del progetto di sostenibilità che stiamo portando avanti. Abbiamo costituito una partnership con API, che è il principale produttore di miele, una cooperativa produttore di miele, la più grossa a livello nazionale europeo,
Il progetto consiste nell'installare delle arnie che sono le sentinelle dell'ambiente, quindi della biodiversità, e quindi è un indicatore della sostenibilità che noi andremo a misurare, e lo faremo appunto attraverso l'installazione delle arnie dei soci di Conapi nelle stalle di Gran Latte. Questo serve per andare a misurare la biodiversità all'interno delle stalle di Gran Latte. Noi siamo convinti che le alveari, quindi le api, possono coesistere con le vacche e quindi dimostrare che di fatto nelle aziende agricole tutte le pratiche agronomiche che vengono messe in campo nelle stalle di Gran Latte sono sostenibili e sono anche in linea con le esigenze delle api, perché di fatto poi gli animali si nutrono di sostanze foraggere, di culture foraggere, compresa l'erba medica, che sono anche delle culture mellifere. Quindi secondo noi questo qua ci consentirà poi appunto di andare a misurare questa biodiversità all'interno delle stalle di Gran Latte. La cooperativa Agrisfera, le api, lo abbiamo detto qua, le api già ci sono e stanno lavorando per noi. Giovanni Giambi è il direttore generale della cooperativa, una cooperativa che è tra le più grandi d'Italia, 4.000 ettari, oltre 1.000 capi in stalla. Allora, queste api insieme alle vacche, allevatori di un tipo, allevatori di un altro, possono convivere, queste due specie completamente diverse? Sì, certamente possono convivere, noi ne siamo una dimostrazione, ma credo che dei 600 allevatori che fanno parte del gruppo Gran Latte e Granarolo, la gran parte potrà aderire a questo tipo di progetto. È chiaro che è un progetto molto sensibile a quelli che sono oggi concetti molto interessanti che diciamo vanno anche di moda, ma che per l'agricoltore invece sono un concetto molto importante, che è quello della sostenibilità, e quindi in questo caso della sostenibilità ambientale. E direi che l'ape è uno di quegli insetti che misura realmente quello che è il grado di sostenibilità che c'è nella zona o nell'areale nel quale si sviluppano delle attività che possono essere quelle agricole e quelle zootecniche. Quindi ben venga questo progetto, noi siamo stati piacevolmente interessati a partecipare al progetto. Oggi c'è questa bella iniziativa, ma speriamo che veramente il progetto in sé possa dare i risultati che il gruppo Gran Latte e Granarolo assieme a Conapi si aspetta, cioè misurare realmente quello che è il benessere ambientale che c'è nel mondo della zootecnia e nel mondo agricolo. Certo che per voi quello che è il mondo il concetto di sostenibilità ormai è un concetto più che sdoganato. Voi siete produttori di latte biologico e quindi direi siete un passo avanti. Sì, insomma, per me è stato da sempre chiaro, insomma, e quindi Agrisfera, ricordavo prima, come molte altre cooperative, molti altri agricoltori, insomma, soprattutto in Emilia-Romagna, è partita molto presto con questa idea di sostenibilità. Nella fine degli anni 70, ad esempio, Agrisfera ha investito in agroambiente piantumando e facendo laghetti e stagni circa 400 dei propri ettari, quindi vuol dire il 10% della sua superficie è stato tolto alla produzione agricola ed è stato invece investito in agroambiente. E come dico sempre io, l'agricoltura, ma soprattutto l'agricoltore, l'allevatore e Agrisfera non subisce la sostenibilità, ma vuole essere il protagonista principale. Vogliamo far capire veramente ai consumatori, ai cittadini che conoscono poco il nostro mondo, quanto l'agricoltura e quanto l'allevamento zootecnico oggi voglia essere protagonista in questo percorso progetto di sostenibilità. Noi abbiamo progetti molto interessanti che andremo a sviluppare da qui al 2026 anche per quanto riguarda tutto il controllo delle emissioni e per certificarci sia sulle emissioni di CO2 sia sulla produzione di metano e gas. Quindi avremo una serie di sensoristiche posizionate in allevamento in modo tale che misureremo l'ambiente nel quale vivono le vacche e le persone, perché non dimentichiamoci, in questo ambiente qui ci vivono anche le persone, e poi metteremo in atto tutte le tecnologie per abbattere appunto queste emissioni e per certificarci e per dire una volta per tutte realmente quanta CO2 e quanto gas una stalla emette per produrre quel santo litro di latte. Bovini e api insieme nelle stalle e nei campi. In tavola latte e miele è un classico rimedio della nonna. Formaggi e miele è già un abbinamento un pochino più gourmet. Ma quali formaggi e quali mieli? Allora, Michele Grassi, esperto di tecnologie casearie. Tutti i formaggi stanno bene con il miele? Ma guardi, lei ha cominciato la sua domanda in modo molto interessante. Bovini e api. Pensiamo
a una cosa di questo tipo: i bovini si alimentano di vegetali, le api vanno su fiori che sono vegetali, quindi c'è una origine del tutto vegetale che produce due alimenti di produzione animale che provengono dal vegetale. Quindi già questo le fa capire che non esiste una regola specifica per l'abbinamento. È vero che il miele ha un 80% circa di zucchero. Il formaggio, il buon formaggio, ha un sapore prevalentemente dolce. Quindi le due dolcezze possono essere assommate se facciamo un abbinamento formaggio-miele, ma possono anche andare non d'accordo, nel senso che io posso fare una degustazione per contrasto, prendere un formaggio dolce e aggiungerci un miele amaro. Chiaro che un pecorino dolce può star bene per esempio con un miele di castagno che ha uno sfondo amaro. Un formaggio piccante invece, o un erbolinato con le muffe, un gorgonzola piccante, tanto per dare un'idea, ha bisogno invece di un miele molto dolce e anche molto aromatico. Quindi il contrasto è quello che solitamente si utilizza nell'abbinamento miele-formaggio. Il gusto dei formaggi ovviamente cambia tantissimo dall'uno all'altro, dai più dolci delicati a quelli più impegnativi. Lo stesso dicasi anche per il miele. Si dice dolce come il miele, ma in realtà non necessariamente un miele deve essere dolce. Nicoletta Maffini, direttore generale di Conapi Mielizia, quindi abbiamo una bellissima collezione. Sembrano bicchieri di vino, sono bicchieri di miele e si va dal chiaro allo scuro, più denso, proprio come per il vino. Esatto, sì. Abbiamo qui davanti a noi 6 tipologie diverse. Intanto è bene ricordare che in Italia si possono raccogliere fino a 50 monoflora diversi, quindi mieli che provengono soprattutto da un'unica specie botanica. In questo caso abbiamo un miele di acacia che è chiarissimo e liquido semplicemente per la composizione zuccherina che ha, con una percentuale maggiore di fruttosio che lo lascia liquido a lungo. Poi abbiamo un miele di arancio, un miele di tiglio, un miele di eucalipto, un miele di bosco e un miele di castagno. E si può osservare come la consistenza e anche il colore possono essere molto differenti, di conseguenza anche il sapore, quindi passiamo da un prodotto molto delicato, quindi un miele quasi confettato, perfetto in abbinamento anche con la ricotta, ideale anche in preparazioni salate, quindi non per forza il miele va pensato come un qualcosa di dolce e basta. Ad esempio abbiamo l'ultimo, che è il miele di castagno, che è il miele più amaro, quindi i due estremi sono proprio gli opposti, quindi un miele davvero gradito in abbinamento per esempio al parmigiano reggiano, e quindi ai formaggi più stagionati, più impegnativi, ma perché no anche a dei pecorini. Nel caso del miele di eucalipto abbiamo addirittura un retrogusto di fungo, quindi è un miele per esempio ideale anche nelle mantecature dei risotti con i funghi. Quindi veramente un mondo sorprendente, tant'è che ci sono dei veri e propri sommelier dei mieli, c'è chi studia gli abbinamenti migliori e quindi consigliamo anche di sperimentare e di trovare l'abbinamento più gradito. Io la ringrazio infinitamente. Qui si chiude questo nostro percorso tra formaggi, miele, bovini e api. Adesso una breve pausa e poi la nostra trasmissione continua.